Dati, studi e previsioni su quali saranno le prossime direttive del business, ma anche testimonianze di come aziende strutturate e start-up stanno affrontando sul campo il cambiamento tecnologico e l'innovazione dei modelli di business. Questo è il focus di Megatrend, le tendenze del futuro per far crescere il business, incontro promosso dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Vicenza e Cassa di Risparmio del Veneto, in collaborazione con la sezione servizi innovativi e tecnologici degli industriali iberici, che si è tenuto nella sede universitaria di Vicenza giovedì 20 aprile. Megatrend, le tendenze del futuro per far crescere il business. Attorno a questo tema il gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria ha organizzato in università una giornata di studio. Del resto i Megatrend. Megatrend sono evoluzioni di portata globale che ci coinvolgono tutti come cittadini, come consumatori, come imprenditori. Daniele Borghi dell'Osservatorio di Innovazione di Intesa San Paolo non ha dubbi sul trend del momento. Ho focalizzato l'attenzione nell'ultimo anno in un trend che sta emergendo, sta facendo il boom adesso, che è l'intelligenza artificiale. Si pensa che i cambiamenti nei prossimi anni saranno ancora più veloci di sempre. Rendiamoci conto che nei prossimi 15 anni il genere umano affronterà più cambiamenti di quelli che ha affrontato in tutta la sua storia, per cui avere dei punti fermi su cui basarsi, delle tendenze, dei trend che ci consentano di orientarci diventa sempre più importante. Le applicazioni per l'intelligenza artificiale già oggi sono enormi. Ci sono declinazioni concrete che spaziano dal robot per casa che ti ricorda l'anziano quando deve prendere farmaci, piuttosto che aiuta nelle attività domestiche, fino ad arrivare all'automazione spinta in fabbrica. E il futuro vedrà una vera e propria esplosione delle possibilità. Un trend che sta già impattando su tutti i settori e che nell'arco di 5-10 anni vedremo esplodere in una maniera pervasiva.